Nel centenario della nascita di Renzo Tubaro, la sezione diffusa della mostra dedicata all'arte sacra intende sottolineare il legame più autentico e profondo tra l'artista e il suo territorio. Gli affreschi realizzati nelle chiese del Medio Friuli e in altre comunità della regione testimoniano un dialogo costante con la spiritualità e con la vita delle persone. Un'opera che, pur radicata nella tradizione, seppe aprirsi a un linguaggio moderno capace di unire devozione e sensibilità figurativa. Una buona parte della sua produzione artistica rimane proprio a contrassegnare questo territorio. Adesso nei mesi di apertura con questa mostra, ma stabilmente con gli affreschi che lui ha eseguito tra il 1949 e il 1966 in 10 chiese della regione, più qualche altro dipinto parietale e graffito in cappelle cimiteriali, e si tratta di una pittura ad affresco che non ha nessun timore a confrontarsi con quella che proprio nel 6-700 veneziano si faceva e con cui probabilmente erano abituati a confrontarsi pure loro, i proprietari, i committenti di questo bellissimo edificio. Portare l'attenzione su questi cicli pittorici significa non solo valorizzare una parte fondamentale della produzione di Tubaro, ma anche riconoscere l'impegno delle comunità che li custodiscono con cura. L'amministrazione comunale di Codroipo ringrazia i comuni e le parrocchie che hanno accolto la proposta di inserire i propri luoghi nella rete espositiva diffusa, ospitando pannelli illustrativi e mettendo a disposizione le opere per visite e momenti di approfondimento. Renzo Tubaro di Codroipo, noi vogliamo sempre valorizzare di più le realtà locali e questa è un'opportunità. Anche le espressioni dei parenti che erano davanti a me nella presentazione, che apprezzavano poi anche le descrizioni di dettaglio fatte dai curatori. È importante perché proprio esprime lo spirito di questi luoghi, ci consente di collaborare con il comune di Codroipo, che è sempre molto vicino e stimola iniziative culturali di altissimo livello, e soprattutto di riconoscerci nell'opera di un grande artista della nostra terra, Renzo Tubaro, e di farlo conoscere ancora di più. Come ha detto giustamente il curatore nella illustrazione, nella sua prolusione, sono delle opere di livello straordinario che noi potremo incontrare nei più grandi musei a tutto nel mondo.